Una buona governance è la prima forma di autonomia per le imprese. Questo è il messaggio lanciato da Utilitalia, la Federazione delle Imprese di Acqua, Ambiente e Energia, dopo la presentazione della ricerca La Corporate Governance nelle Public Utilities italiane, realizzata dall'Università Bocconi e presentata a margine dell'Assemblea di Palazzo Rospigliosi. Questa ricerca è un punto fermo importante sullo stato dell'arte, che non esisteva uno studio così strutturato prima. Il primo risultato è che registra i passi avanti fatti negli ultimi 10 anni. Tra le cose che sono emerse oggi, appunto, un lavoro importante sulla selezione degli amministratori. Noi ormai sono imprese complesse, abbiamo bisogno di amministratori competenti e responsabili. Dallo studio presentato da Lorenza Micacchi dell'Università Bocconi si registra la necessità di alcuni interventi, fra cui una semplificazione normativa, una maggiore autonomia del management, un rinnovamento dei board dall'età media avanzata e un dibattito sulle remunerazioni delle figure apicali. Remunerazioni basse allontanano i migliori da questo settore. Remunerazioni troppo alte non sarebbero corrette. L'unico meccanismo è il mercato. E da ultimo c'è un grande dato importante che è quello della trasparenza sui risultati. Cosa rilevante uscita oggi, che noi siamo abituati a pensare ai risultati di bilancio, l'utile, la perdita di bilancio, gli investimenti, l'indebitamento. Oggi è uscito con gran forza un punto che i risultati delle utility sono soprattutto i risultati per i cittadini. È stato presentato questa mattina alla stazione Tiburtina il Polo per lo sviluppo del turismo di Ferrovie dello Stato, che prevede una serie di azioni per la redistribuzione dei flussi turistici e per una migliore accessibilità alle città d'arte e ai luoghi di vacanza, valorizzando l'immagine e il patrimonio culturale e paesaggistico del paese, anche in prospettiva delle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina. Grande ambizione come gruppo Ferrovie dello Stato, cercare di sviluppare anche il sistema turistico intorno al treno. Lo facciamo mettendo in rete porti, aeroporti e stazioni, che sono di fatto le porte d'accesso al sistema turistico del Paese. Lo facciamo anche attraverso un progetto di ridistribuzione dei flussi, oggi troppo concentrati sulle città tradizionali, e quindi cerchiamo di aumentare i flussi turistici verso le destinazioni cosiddette minori, ma che minori non sono, attraverso un sistema di accessibilità più diffuso. E anche la destagionalizzazione dell'offerta è importante in questo senso. Il nostro è un paese che soffre tantissimo di stagionalità della domanda, troppo concentrata nel periodo estivo. Attraverso un allargamento dell'offerta ferroviaria, in questo caso, noi contiamo di destagionalizzare l'offerta turistica del paese. Il settore del trasporto quanto è importante per la crescita del nostro paese? Il settore del trasporto ha un ruolo fondamentale, nel turismo ha un ruolo particolarmente significativo, vale il 6,5% del PIL, e quindi riteniamo che sia strategico dal punto di vista dello sviluppo, dal punto di vista dello sviluppo del sistema turistico del Paese. Si chiama Speed for Lift e ha realizzato un hardware per analizzare e migliorare le performance degli atleti che utilizzano il Velocity Based Training, uno dei metodi più diffusi per migliorare le prestazioni sportive. Questa startup è stata premiata a Milano nell'ambito della seconda edizione dello Spin Accelerator Italy, il più importante acceleratore mondiale per startup dedicate allo sport, promosso da Trentino Sviluppo, Università di Trento e Hype Sport Innovation. Sentiamo Luca Tosi di Trentino Sviluppo. Spin Accelerator è un programma di accelerazione dedicato a aziende e start-up dello sport tech che è durato 3 mesi. Le 8 selezionate all'inizio del percorso si sono sfidate e verrà premiata non solo la migliore startup, che vincerà 10.000 euro, la possibilità di rimanere sul territorio trentino all'interno del polo tecnologico sport tech, ma anche la possibilità di partecipare ad eventi internazionali di Hype Sport Innovation. A Milano, perché non in Trentino? Perché Milano è la patria della finanza, è la patria delle banche e delle società finanziarie che operano in Italia.
A maggio, secondo i dati Istat, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Unione Europea si stima un aumento congiunturale sia per le esportazioni più 0,8%, sia per le importazioni più 0,7%. L'incremento congiunturale delle esportazioni interessa in misura più marcata i beni di consumo non durevoli, più 5,2%, e i beni di consumo durevoli, più 2,1%. L'energia registra invece una rilevante diminuzione, meno 15,5%, su base annua. Sia le esportazioni che le importazioni sono in aumento, rispettivamente più 7,8% e più 4,1%.